Che sia in laboratorio. Sapete quelle cose sull'Area 51 e stronzate varie. Che cos'è l'FMP? È un'associazione che controlla la situazione post-pandemia dei sani e dei malati. A causa del siero, alcuni hanno perso la ragione e l'autocontrollo. È come un cancro nel loro corpo. Si propaga e risveglia i più sepolti istinti animali. Potete salvare solo voi stessi. A questo c'è ancora rimedio. Ma non possiamo stare sempre da soli. Cosa faremo poi? Sonia parlava di un centro informazioni ad Agordo. Potremmo investigare un po', capire quello che è successo. Certo, se Enrico è ancora vivo. Perché ti sei fermato? Dovrebbe essere qui. Sicuro? Guarda che non mi sembra la zona di cui parlavano. Ma sì, siamo giusti. Dovremmo arrivare a Pattino una volta superato il ponte. A me non piace questo posto, ma se andassimo avanti ancora un po'? Ci avvicineremo ai paesi abitati. Troppo rischioso. Va bene, ok. Però andiamo cauti, chiaro? Io non voglio avere a che fare con altri di questi schizzati. Non ti devi preoccupare. Finché saremo in macchina saremo al sicuro. Che cosa ci fanno queste qua in giro di notte? Devono essere delle sentinelle. Vedi che ti dicevo? È il posto sicuro di cui ti parlavo. Gianluca, torniamo indietro, ti prego. Ma che ti prende? Non mi sembrano normali. Non si vede niente, è buio, non ci sono luci, cazzo. Cristo santo! Ma è impazzita! Ti prego, andiamo via. Ho capito, ma non mi posso girare adesso. Al prossimo spiazzo mi girerò, cazzo! Oddio, che cazzo è stato? Mi sa che l'auto si è infossata in una buca. Non dovevamo venire qui, io lo sapevo. Ma dove cazzo stai andando? Dai, vieni fuori e dammi una mano a spingerla. No, io da qua non esco. Sei una caga sotto, sei una caga sotto! Dai, mettiti alla guida che la spingo io! Ok, ci sono. Vai! Vai! Ok, è andata, presto, sali. Gianluca, dove sei? Dai, sbrigati, non fare il coglione. Ok, cazzo sta succedendo? Ok, calma.
Vedi qualcosa? Case diroccate, boschi e ancora boschi. Trovare Enrico sarà come cercare una zecca tra i peli di un cane. Andiamo avanti, dai. Cos'è sta roba? Sembra che sia passato qualcuno qui di recente, però temo non abbia fatto una buona fine. Ma che si tratti di Sonia? Non ci aveva detto chi ci avrebbe raggiunti? Intendeva al centro informazioni. Ah, ok. Ciò non toglie che sia venuta anche qui, dallo a sapere. Che diavolo sono queste? Ma guarda cosa abbiamo qui! I tre dell'Ave Maria! E tu chi cazzo sei? Oh, hai ragione, rude uomo, non mi sono presentato. Il mio nome è brutto, non mi piace proprio, ma potete chiamarmi il giullare. Questo è sicuramente un pazzo. Non che ci voglia molto a capirlo. E voi, chi siete? Non è educato non presentarsi. Non ti daremo i nostri nomi. Oh, ci sta! Io vi ho dato il mio titolo, quindi anche voi adesso dovete stare al gioco. Non siamo qua per giocare, abbiamo altri affari. Ma che noia che siete! Vorrà dire che ve li troverò io. Vediamo un po'. Il rude, il mezzo pazzo e il verginello. Ma perché il verginello? Io mezzo pazzo? Ti sei guardato? Non prendermi per stupido, so quello che dico. Avete l'aria di qualcuno? Che sta cercando qualcuno? Mi sono ripetuto, ma ci sta. Non vedo cosa ti possa interessare. Potrei aiutarvi, so molte cose. Come fai a sapere che stiamo cercando qualcuno? So molte cose, dai, su, domandatemi. Non abbiamo tempo da perdere. Stiamo cercando un ragazzo che è stato rapito da un gruppo di pazzi. Sai dove possa essere? Oh, così si ragiona! Allora? Volete fare un gioco con me? Non se ne parla. Mezzo pazzo, i pazzi non contano, giusto? Ma vaffanculo. Vallo a dire a tua figlia. Lascia stare. Tasto dolente. E in cosa consiste questo gioco? Il gioco si chiama Indovina la carta. Se indovinate la carta, avrete la risposta che cercate. Le carte da gioco, giochiamo. Le carte, scegliete la carta giusta, avrete la vostra risposta, giochiamo. Qual è la carta giusta? Dovrete scoprirlo. Ma che gioco è? Prima di iniziare, sapete qual è il colmo per un pomodoro? No, non lo so.
avere i sensi di polpa. Facciamo sto gioco, va. Ding don, le campane del sagron le suonava tanto forte che le poteva le porte, ma le porte l'era de ferro, oltre la carta del pomero. Drio al pomero, che ne doi puti che duga la tria, oltre la carta la è finita. Scegliete! La donna. Ale, hai indovinato la carta! Bravi, vi meritate la risposta. State cercando Enrico, giusto? Ma come fai a... Non era stato rapito, è fuggito dall'inizio, ma poi è stato acchiappato. Brutti arte. Da chi? Male, dai servi dello sciamano. Ma chi è sto sciamano? È il sovrano di questo regno, sa tutto quello che accade qui, saprà sicuramente del vostro arrivo, è fuori dalla vostra portata. Fossi in voi, lascerei perdere e tornerei a casa. Vogliamo sapere dove possiamo trovare Enrico. Siete decisi, eh? Dovete andare alla mia destra, attraversare il paese di Pattine e percorrere la strada verso il bosco. Da lì è facile. Oh mio Dio! Dove cavolo è andato? Eric, andiamocene. Lasciamolo qua, questo qua. È stato un piacere aiutarvi! Ma prima di andare, sapete qual è il colmo per un asino? Avere una febbre da cavallo! Addio ragazzi! Eric, Dennis, adesso andiamo? Sì, dai, andiamo, va. Ecco. Dai. Per davvero? Sì. Andate.